Daydream anticipazioni sabato 10 e domenica 11 ottobre. Jean picchia Fabri e viene arrestato. I fratelli David si incontrano a casa e parlano tra loro. Jean dice ad Emirè di aver parlato con Sanem e di aver saputo che Leila è molto ferita per quanto accaduto con lui. Inoltre informa Emirè che lui e Sanem si sposeranno per via dei problemi sorti in famiglia e per i pettegolezzi in ufficio. Emirè gli dice che non è il modo giusto per fare una proposta di matrimonio, che gli sembra una decisione affrettata, ma Jean gli ribadisce che lui è felice solo con Sanem accanto, che lei è diversa dalle altre, è speciale per lui e la ama. Nel suo ufficio pure Jean si appresta a provare cosmetici e a mettere un rossetto, ma si ripulisce disgustato. Poi arriva Sanem e decidono di uscire insieme. Sanem ha una sorpresa per lui, vuole portarlo in un posto. I due se ne vanno dall'ufficio abbracciati e tutti li guardano. Jean è impaziente e vuole sapere dove Sanem lo stia portando. I due arrivano alla casa abbandonata. Sanem dice a Jean che andavano in quella casa quando erano bambini e ha nascosto lì qualcosa. Tira fuori una scatolina nascosta che Jean apre con le chiavette e gli fa leggere il contenuto. Sanem aveva scritto sin da piccola che avrebbe preso per mano il suo amore, il suo albatros, e l'avrebbe portato lì. I due si promettono di non lasciarsi mai, qualunque cosa possa accadere. Poi appendono delle casette per uccellini al porticato della casa, perché Sanem non vede uccelli lì da quando c'è stata l'ultima volta. Emirè chiama Leila, le chiede perché non sia al lavoro e le dice che non può fare a meno di lei. Lei gli risponde che gli ha inviato del materiale via email. Leila chiama Sanem e le racconta l'accaduto. Sanem sospetta che la sorella sia un po' depressa e le suggerisce di tornare a lavorare. Leila va a lavorare perché a casa si annoia, dice a Emirè che non è lì per lui e che è il caso che si trovi una nuova assistente. Intanto nel quartiere la parrucchiera dice a tutti che Sanem e Jean si sposano e che non deve saperlo nessuno. Jean e Sanem tornano in ufficio. Jean dà il bentornato a Leila e lei le chiede di potergli parlare. Jean le dice che sa quanto sia successo e vorrebbe che non fosse andata così. In agenzia, durante la riunione del gruppo creativo e dopo aver ascoltato l'idea di JJ per la nuova campagna pubblicitaria, Jean chiede se ci siano altre idee e anche Deren chiede a Sanem in modo provocatorio quali siano le sue proposte brillanti visto che è la copyright dell'agenzia. Guardando una rivista con un abito da sposa, Sanem espone le sue idee e Jean afferma che si tratta di un progetto fantastico. Osman telefona a Leila al lavoro e le dice che la chiamerà quando avrà finito perché ha una sorpresa per lei e Mirré sente la conversazione ed è geloso, così le ricorda che c'è tanto da fare. Jean si avvicina a Sanem che è alla postazione del tè. Lei si è tolta gli anelli e si sta spalmando la crema alle mani. Lui vuole prenderne la misura, ma l'anello che si infila nel dito mignolo rimane incastrato. Cerca di toglierlo senza farsi accorgere da Sanem che parla con lui, ma non ci riesce. Poi le dice che deve andare alla cena di lavoro con Zeida. Sanem è gelosa, ma JJ le ricorda che Jean presto la sposerà. Ma poco dopo arriva Jean e con la scusa che Sanem ha trovato lo slogan per questa campagna la invita ad andare alla cena di lavoro con lui. Leila esce dall'agenzia ed Emirè le sta dietro, ma Osman la viene a prendere con la sua auto nuova. Osman ribadisce a Leila il suo amore, ma lei gli dice che da parte sua le cose non sono cambiate. Lui vuole una possibilità. Vuole che lei provi a guardarlo con occhi diversi, ma non pretende subito una risposta. Mentre Zeida e gli altri stanno aspettando al tavolo, Jean arriva mano nella mano con Sanem e naturalmente Zeida non è felice. Jean presenta Sanem come sua fidanzata e come copyright dell'agenzia. Intanto ad un altro tavolo arriva Fabri. Aisun intanto incontra Nihat e gli dice che hanno sentito del matrimonio di Jean e Sanem e pertanto sono venuti a fargli i complimenti. Nihat, che è all'oscuro di tutto, va dalla moglie e chiede spiegazioni perché tutti ne erano a corrente tranne lui. La moglie gli dice che voleva parlargliene la sera stessa. Mekhibe allora chiama la figlia, disperata per quanto accaduto con Nihat, che se n'è andato via di casa. Sanem è costretta a ritornare a casa. Anche Jean torna a casa e, preso dai suoi pensieri, gira e rigira tra le mani una scatolina, presumibilmente contenente l'anello per Sanem. A casa di Din, intanto, Mekhibe è disperata e si fa consolare dalle figlie, mentre Nihat si prepara a dormire in negozio e non risponde alle chiamate che gli vengono fatte. Al mattino, Sanem va in negozio a portare le scarpe a suo padre. Nihat è molto arrabbiato e Sanem è altrettanto dispiaciuta.
Lei gli dice che le dispiace di aver rovinato i suoi sogni. Lui non deve essere arrabbiato con la mamma, la colpa è solo sua. Mekhibe la stava solo proteggendo, ma Nihat rimane in silenzio. Intanto Jeanne ha un incontro con Fabry e gli propone una cifra per l'acquisto delle sue quote, ma Fabry vuole solo il profumo di Sanem. Jeanne gli dice che è la sua fidanzata, la donna che sposerà, e che non gli darà mai il suo profumo. Ma quando Fabry si atteggia sfidandolo, Jeanne perde il controllo e gli sferra un pugno e Fabry gli dice chiaramente che pagherà per questo. In agenzia, Jeanne racconta la conversazione avuta con Fabry. Sanem vorrebbe cedere il suo profumo all'uomo per risolvere la situazione, ma Jeanne assolutamente non vuole. Mentre parlano, si presenta la polizia, dichiarando che c'è una denuncia nei riguardi del signor Jean e pertanto lui li deve seguire. La denuncia è stata chiaramente presentata da Fabry. Al commissariato, insieme all'avvocato, si rendono conto che la situazione è più grave di quel che si pensasse. Sanem vuole vedere Jean e Mirré ripete che la colpa è sua per via delle scorrettezze costruite con Aline. Allora le telefona, ma lei finge di essere all'oscuro di tutto e Mirré le dice comunque che non sono più soci. Sanem riesce a vedere Jeanne dietro le sbarre, piange disperata e Jeanne non vuole. Le dice che questo la rende triste. Sanem si ritiene responsabile di quanto accaduto. Prima di lasciarsi, i due si dichiarano nuovamente il loro amore. Sanem esce ed Mirré le chiede come stia il fratello. Lei risponde che Jeanne è più forte di tutti loro e che vuole che tornino in agenzia a lavorare. Al quartiere intanto cominciano a girare le notizie sul fermo di Jeanne. Sebreget lo viene a sapere ed è alquanto soddisfatto della cosa. Mekhibe telefona a Sanem e le chiede cosa sia accaduto. Lei risponde che sta lavorando e che le spiegherà tutto al suo ritorno a casa. Poi Gégé le si avvicina e parlano un po'. Si dicono che Fabry sembrava così educato e invece si è rivelato una pessima persona. Sanem è intenzionata a dare il suo profumo all'italiano, ma Gégé glielo sconsiglia. La consola e le dice che andrà tutto bene, in qualche modo sistemeranno la situazione. Nihat, per via delle tensioni con Mekhibe, non torna a casa, anzi si sta trasferendo in drogheria. Intanto Jean viene trattenuto per una notte al commissariato. Sanem si sfoga e si confronta con Leila, Osman e Ayan. Continua a essere affranta riguardo al fatto che tutti la ritengono responsabile della situazione. Intanto Mirré si sente con la madre e le spiega dell'accaduto, sminuendo il tutto affermando che la stampa sta esagerando. Poi le dice pure di Sanem, con la quale Jeanne sta facendo davvero sul serio. Jeanne intanto, rinchiuso in cella, ripensa ai momenti con Sanem e anche lei fa lo stesso. L'indomani Sanem telefona a Fabry e decidono di incontrarsi, ma non in compagnia. Fabry informa immediatamente Eileen, affermando che l'uccello sta andando nella gabbia. All'incontro Fabry le offre qualcosa da bere, ma lei sottolinea di essere lì solo per lavorare. Sanem vuole che Fabry esca dalla vita sua, da quella di Jeanne e dalla compagnia. Lei gli darà il suo profumo a certe condizioni, non vuole che Jeanne sappia della cosa. Lui le chiede perché ha tanta paura di Jeanne, lei dice che non è paura ma è amore. Adesso non ci resta che guardare l'episodio, io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!